Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo. Beh sì, è tempo di ricominciare dopo una giornata di festa e noi lo facciamo insieme alle novità del giorno e insieme al nostro oroscopo. Iniziamo subito. Ariete, saranno possibili piccoli disguidi in giornata in virtù della luna in quadratura. Lasciate maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Alcune esperienze del passato invece vi daranno efficaci strumenti di valutazione per non ripetere ora gli stessi errori. Toro, spirito di affermazione e audacia non vi mancano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alla contrarietà oggi. La parolina magica la conoscete già. Affrontando gli imprevisti con positività scoprirete che sono solamente inezie, avete capito? Gemelli, potete permettervi oggi di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto, di un vostro progetto. Siete partiti con il piede giusto e possedete l'asso nella manica da calare proprio ora. Propizie le prospettive per chi vuole poi iniziare nuove storie. Intraprendenza e charme realizzano i desideri. Cancro, opposta a Plutone, la luna nel segno vi suggerisce di guardare al passato con occhi diversi questa volta. Ciò che è stato, il futuro invece è tutto da inventare e sta solo nelle vostre mani. Si respira un'aria di recriminazioni, attenzione, di ripensamenti, di vorrei ma non posso, a cui dare un taglio netto, mi raccomando. Leone, Giove è con voi e anche se la comunicazione sembra difficoltosa al momento, guardando l'insieme avrete un quadro che promette di diventare un'opera d'arte. In campo finanziario, invece, professionale oppure amoroso, qualunque cosa abbiate in mente oggi, rimandatela. Vergine, sostenuta da Mercurio, la luna in Cancro promuove le vostre proposte, vi aiuta nella comunicazione e rende scorrevoli pure i rapporti con i colleghi, cosa non facile per voi. Non alimentate però dall'altra parte un disfattismo, frutto di un passeggero stato d'animo, alla fine valorizzate l'immagine invece con un nuovo look. Bilancia, contro le instabilità dell'umore oggi suscitate da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si riaffacciano alla memoria, trasferite tutto nel qui e ora, nel presente. Non rinunciate a un viaggio, a una festa, a un evento mondano per un eccessivo senso del dovere, è tempo di un po' di relax. Scorpione, per l'amore e per il vostro è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse vi apparirà un po' scontato, smaniosi come sarete di novità. Carpe diem, dicono le stelle, con la luna in Cancro che si offre calda e sensuale, andrete incontro a momenti sereni, dovete solo avere un po' di pazienza. Sagittario, il percorso è costellato da qualche spina qua e là, ma avete sufficiente destrezza per schivare questi ostacoli e la capacità pure di accaparrarvi agganci utili. Sviluppate le qualità necessarie all'armonia di coppia in questo momento, come sincerità, stima e fiducia nell'altro. Capricorno, se al risveglio non vi sentite per nulla in forma e la partenza per le vacanze forse ancora lontana, fareste meglio a prendervi una giornata di riposo, vi consigliano le stelle. Attenzione al passato che potrebbe ripresentarsi poi sotto forme inedite oggi, insediando i progetti in atto. Acquario, venerdì da stacanovisti come sempre per voi, che vi vede alle prese con grane lavorative questa volta, questioni che come la Fenice rinascono dalle proprie ceneri e creano preoccupazioni. Mettete le briglie all'insofferenza, evitate le reazioni eccessive per non passare poi dalla ragione al torto. E chiudiamo con i pesci. In trigono a Nettuno la luna vi fornisce le antenne capaci di intercettare sensazioni, malumori e il vento favorevole, non vi resta che farne buon uso a questo punto. Incontri a sorpresa oggi con amici di vecchia data, sogni e ricordi che dolcemente si riaffacciano alla vostra memoria. Ed è tutto quindi anche per questo venerdì insieme alle stelle, auguriamo a tutti una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0